Un sogno tra acrobazie, musica, recitazioni, un susseguirsi di quadri onirici delicati, raffinati, eleganti, poetici. TTZ e Venetian Dream debutta in prima assoluta a Venezia al Teatro Goldoni ed inaugura la stagione di prosa della città. Una coproduzione tra Teatro Stabile del Veneto e la compagnia Finzi Pasca. 52 rappresentazioni dal 18 luglio a metà ottobre per uno spettacolo che incanta e di cui vi proponiamo un'anteprima. Qual è il suono di Venezia? Beh, evidentemente il suono di Venezia, l'acqua è la prima, è la prima alla quale penso tutti pensino, no? Però poi ci sono tanti suoni, ci sono i suoni dei vaporetti che attraccano le corde, che grinzano quando si fermano, ci sono i gabbiani, ci sono tanti uccelli, ci sono le cicale, ci sono i carretti la mattina all'alba, c'è il suono dei pescivendoli, è veramente... È molto molto ricco il suono di Venezia e ha questa cosa straordinaria che è priva di auto e quindi altri suoni vengono a galla per stare in tema. Qui i veneziani hanno questa cosa, si riconoscono e si dividono in gruppi e sottogruppi veramente molto, molto divertenti, anche questi da terra, cioè maestri, infatti Carpenedo, perché anche quelli di là venirci qui mica sempre, perché insomma, quindi noi ci siamo occupati di quello, più che dei muri e degli scorci bellici, mancherebbe pure dei piccioni e di questa meraviglia che è lì, ma piuttosto abbiamo raccolto storie. Una collaborazione che in qualche modo vuole rivitalizzare la commedia dell'arte, la commedia goldoniana che è senza tempo, un'interpretazione contemporanea. Sì, è un modo innovativo per far accedere al teatro anche chi non conosce le commedie del Goldoni. Ovviamente ci sono dei rimandi, quindi non si può parlare di vera commedia dell'arte, però l'obiettivo credo che vogliamo raggiungere è quello che il Teatro Goldoni e i suoi spettacoli venga portato in giro e quindi chi poi viene qui a Venezia sa che c'è un teatro dove si parla di teatro.